Buon pomeriggio e benvenuti all'impianto sportivo Licaoli da Piana degli Albanesi per la partita fra San Giorgio Piana e Folgore Castelvetrano. Palla recuperata davanti al San Giorgio Piana, la palla prepedita chi può calciare. Prepediti Passaro riesce a bloccare, però il portiere del Castelvetrano poi prova a far ripartire subito la propria squadra. Palla ancora recuperata, poi davanti a San Giorgio Piana con Anane che prova a calciare, palla fuori, non c'è stata alcuna deviazione, rimessa al fondo allora per il Castelvetrano. Riesce a servire dietro Diachite, palla messa in mezzo, se c'è Passaro si appoggia da Neri, palla al secondo palo da Anane, palo clamoroso del numero 9. Va soltanto appoggiarla in porta, cosa ha sbagliato Anane, rimessa adesso per il San Giorgio Piana e continua a rimanere in avanti. Adesso larga per Neri che accanto Barbara riesce ancora a centrarsi con la palla per Passaro di ritorno verso Neri che può anche andare al tiro, atterrato, non c'è nulla per l'arbitro. Fischia arbitro, parte Lupo, la palla messa in mezzo del c'è Salve per staccare con la testa, finisce qui il primo tempo sul risultato di 0-0 dove c'è Neri, sempre prende controllo da parte del numero 2, uno dei migliori fra i suoi fino a questo momento, il tacco di Sanna Sardo entra in area, passa la palla prepedita, il gol dell'1-0 del numero 9 che ci aveva provato per tutto il primo tempo, ci riesce adesso a sbloccarla. Anane 1-0 San Giorgio Piana quando è appena cominciato il secondo tempo. Sardo quel pallone largo dove c'è il numero 7 del San Giorgio Piana, Barbara, la palla messa in mezzo, Passero, la conclusione alta di pochissimo. Prima ancora il Castelvetrano, sempre il San Giorgio Piana pericoloso in avanti, rimessa al fondo. Lupo sul pallone, fischia arbitro. Parte Lupo che la mette in mezzo a Giomar. Stacca con la testa di pochissimo, non entra questo pallone. Un punto per loro in classifica, essendo la penalizzazione iniziale di un punto. Finisce qui la partita. Va a 14 in classifica il San Giorgio Piana. Vince questa partita soffrendo anche molto meritatamente.